caso del gasolio sporco, scattano le indagini delle Fiamme Gialle, i benzinai puntano il dito sul mix tra percentuali di biodiesel e alte temperature, colpa anche dello Stato e delle sue norme, la denuncia. Motociclista gravissimo dopo lo schianto contro un'auto pomeriggio di mobilitazione in Feltrina, Montebelluna con la strada chiusa, traffico in tilt, incidenti gravi anche a Ponzano e Nervesa. Montebelluna in angoscia per le sorti di una bimba di 1 anno gravemente ferita dopo essere caduta in casa, resta ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica a Padova. Ultimo giorno di zona rossa a Treviso, nei quadranti caldi di via Roma e piazza Borsi, i residenti non ci stanno e chiedono di rinnovare la misura. Caso Electrolux, parla l'ex manager del gruppo Maurizio Castro, caso di uccisione industriale, serve una cordata pubblico-privata, Castro ribadisce no all'opzione cinese. Volpini abbandonati in A4, sequestrati, sono stati portati in canile ma il conto è arrivato al comune di Cessalto, ben 10.000 euro. Il sindaco pronto a costituirsi parte civile nel processo contro i responsabili. La festa del Redentore è stato un successo anche per Antenna 3, oltre 550.000 telespettatori si sono sintonizzati sulla nostra emittente per la diretta. La notte dei fuochi ha acceso la laguna mostrando la grande bellezza di Venezia. Apriamoci ancora di più al mondo, le parole del sindaco, è l'edizione 450. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque la cronaca in primo piano perché è stato un pomeriggio di vera e propria mobilitazione nella Marca trevigiana, tantissimi gli incidenti dei quali dobbiamo darvi conto. Il quadro, devo dire, è in evoluzione per quasi tutti. Cominciamo dal tardo pomeriggio a Bavaria di Nervesa della Battaglia. È successo nel corso di una gara ciclistica femminile un incidente che ha coinvolto una giovane partecipante che è in gravissime condizioni dopo aver sbattuto violentemente contro un tiglio a bordo strada. Inizialmente avrebbe perso anche i sensi. Immediati soccorsi dei presenti e del suo M118, sul posto anche i carabinieri per i primi rilievi. Pare che l'incidente sia avvenuto in maniera del tutto autonoma, restano chiaramente da chiarire le cause, quindi non ci sarebbero altre persone coinvolte. La ciclista è stata trasportata in codice 3 in elicottero all'ospedale di Treviso, il quadro, lo dicevo, è in evoluzione. Ed è stato un pomeriggio di paura anche a Ponzano Veneto, dove un incidente stradale ha tenuto con il fiato sospeso i residenti di via Postumia. Queste le immagini dei vigili del fuoco di Treviso che sono intervenuti d'urgenza a causa di un'uscita autonoma di strada che ha rischiato di trasformarsi in una vera strage. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di un'autovettura, parliamo di una Bentley, ha perso completamente il controllo del mezzo, finendo la propria corsa con un violento impatto contro una proprietà privata. Lo vedete, è entrato nel cortile dell'abitazione. Le immagini parlano davvero da sole. I pompieri sono riusciti a estrarre e soccorrere 3 persone, le quali sono state subito consegnate alle cure del personale sanitario del suo M118, giunto in loco con le ambulanze per il successivo trasferimento in ospedale. Una volta completate le delicate operazioni di soccorso ai feriti, gli operatori del 115 hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell'intera area circostante, fortemente compromessa dal violento impatto. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi di rito necessari a ricostruire con esattezza l'esatta dinamica dell'incidente e a determinare le cause che hanno portato alla perdita di controllo della vettura. Lo ripeto, una Bentley. E un grave incidente si era registrato poco prima sulla Feltrina. Siamo all'altezza di Montebelluna. È grave, in condizioni critiche, un giovane motociclista. Terribile incidente nel primo pomeriggio lungo la strada statale Feltrina a Montebelluna, all'altezza della sala slot Las Vegas. Per causa in corso di accertamento, un motociclista di circa 30 anni si è scontrato violentemente contro la fiancata di una Dacia. Ad avere la peggio è stato il ragazzo in sella alla moto, rimasto gravemente ferito. La centrale operativa del SUEM 118 ha inviato sul posto 2 ambulanze, ma vista la gravità delle condizioni del Centauro è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.
Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul luogo dell'incidente, il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è attualmente ricoverato, intubato e in prognosi riservata. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico della Feltrina, particolarmente intenso per i rientri domenicali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Montebelluna, che hanno effettuato rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertarne le responsabilità. Tra l'altro c'è stato un incidente anche a Istrana, in via delle Alpi. C'è un motociclista ferito. Così dunque a Istrana c'è stato un incidente anche per una 41enne di Lozzo di Cadore che ha perso il controllo del quad ed è uscita fuori strada nel primo pomeriggio nella zona di Malga Domador. Siamo nel territorio comunale di Alano di Piave, nel Basso Feltrino, precipitando poi nella scarpata. La donna è stata trasportata a Treviso e non è in pericolo di vita. Ed è in prognosi riservata, è ancora ricoverata in terapia intensiva nel reparto pediatrico, nella terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova, la bimba di 1 anno che ieri nel tardo pomeriggio è caduta all'interno della propria abitazione a Montebelluna. Sono ore di angoscia. Una caduta nel salotto di casa, un colpo violentissimo alla testa e una corsa contro il tempo per salvarle la vita. È ricoverata in terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Padova una bambina di appena 1 anno, rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio in un incidente domestico avvenuto in zona Contea a Montebelluna. La piccola si trovava in salotto quando ha perso l'equilibrio, cadendo e battendo con forza la nuca sul pavimento. I genitori hanno chiamato immediatamente il 118. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica e l'elicottero Leone, decollato dal Cafoncello. Dopo una prima stabilizzazione al pronto soccorso di Montebelluna, la bambina è stata trasferita d'urgenza a Padova, dove è ricoverata. Le sue condizioni restano gravi, ma i medici mantengono un cauto ottimismo. Un episodio che riporta ancora una volta l'attenzione sulla prevenzione degli incidenti domestici, tra le principali cause di traumi nei bambini più piccoli. Saranno celebrati martedì alle 15 nella chiesa di San Giorgio al Tagliamento i funerali della 48enne Elena Zoccolan di San Michele al Tagliamento, ma residente nel trevigiano Ponte di Piave, deceduta dopo essere stata colpita da un ictus in Croazia, dove si trovava in vacanza con il marito. Dopo un primo ricovero era stata trasferita a Portogruaro, dove dopo aver acceso qualche speranza di ripresa la donna è spirata. La famiglia ha trovato comunque la forza di autorizzare la donazione degli organi. I funerali quindi martedì alle 15 a San Giorgio al Tagliamento. Il caso, il vero e proprio caso, è diventato un caso, quello del gasolio sporco esploso tra le province di Treviso e Belluno. Sono scattate nelle scorse ore le indagini delle Fiamme Gialle, con i benzinai che puntano il dito soprattutto sulle percentuali di biodiesel, ma anche sulle alte temperature del periodo. Noi pensiamo che sia un problema legato alla presenza del biodiesel nel carburante, presenza prevista per legge di un 10% attualmente. Il colpevole dello Stato? Non ci gira attorno Moreno Parin, rappresentante dei gestori di carburante della marca trevigiana, nelle ore in cui la Guardia di Finanza ha deciso di dare seguito alle segnalazioni fatte in settimana dalla Diconsum di Treviso Belluno, che parla di gasolio sporco e di auto in panne, una ventina i casi accertati, ma sarebbero molti di più a macchia di leopardo su tutto il territorio. La questione del biodiesel è nota tra i gestori, quello che vedete è un cartello presente già da anni in diversi distributori, dove si mette in guardia dai pericoli di questa tipologia di carburante. Il biodiesel ha una caratteristica, è un prodotto vegetale, non è un prodotto morto e non è inerte, contiene dei cianobatteri, i quali a loro volta in determinate condizioni di umidità presente nel gasolio, di temperatura del prodotto e anche di presenza qualche volta un po' di acqua, generano delle mucilagini, praticamente volgarmente noi le chiamiamo alghe, che vanno ad intasare il filtro del gasolio, la pompa iniezione e anche gli iniettori. Una reazione quindi non rara, sulla quale però in questi giorni stanno probabilmente influendo le alte temperature. Io non tiro dentro il cambiamento climatico, tiro dentro il fatto che ci sono temperature in questo periodo che fanno in modo che il gasolio presente nei serbatoi delle auto abbia il tempo di avere questa reazione, perché non è se il gasolio si scalda a un determinato range di temperatura
dopo 10 minuti il prodotto ha bisogno di un po' di tempo. È un danno che non dipende né dal gestore né dal produttore, ma dipende da uno Stato che obbliga a inserire, obbligatoriamente a inserire quel prodotto, ma non obbliga le compagnie e i produttori a fare in modo con determinati prodotti che esistono in commercio di impedire la formazione di queste alghe. Rilievi e considerazioni che Parin è pronto a condividere anche con Adiconsum e Fiamme Gialle, mentre tra gli automobilisti è già in parte psicosi. Molti clienti hanno cominciato a richiedere una ricevuta del rifornimento, perché il consumatore dite fatevi una ricevuta che quindi avete il documento. Basterebbe anche lo scontino bancomat sul quale magari il gestore segna la targa per essere sicuri al 100%. In questo clima, peraltro segnato dagli aumenti alla pompa causa guerre, l'appello dei gestori ai clienti è diretto. Quindi noi che chiediamo, state buoni e zitti, avvisateci che noi interveniamo il prima possibile. A Treviso si chiude oggi la zona rossa che era stata inaugurata il 7 febbraio scorso, misura che è stata rinnovata per ben 3 volte, ma i residenti e i commercianti non ci stanno e chiedono una proroga. Oggi si chiude la zona rossa. Io riaprirla subito allora. Sarà bene provvedere immediatamente perché ha avuto degli ottimi risultati, quindi secondo me conviene mantenerla. Si chiude la zona rossa con un bilancio di controlli aumentato del 500%, più fermati, più pattuglie e una sensazione generale di più sicurezza per cittadini e residenti da San Zeno a Piazza Borsa. Il presidio si era aperto il 7 febbraio scorso ed era stato rinnovato per 3 volte consecutive. Ha visto miglioramenti quindi? Ma sì, vediamo la polizia, i militari, quindi penso che sia una buona cosa. Speriamo che abbia servito qualcosa e che venga mantenuto decoro e sicurezza. In una domenica che vede moltissimi turisti e non residenti in città, incontrare i cittadini non è impresa semplice. Alcuni non sapevano nemmeno della fine del presidio. Sa che oggi è l'ultimo giorno della zona rossa? No, non sono informato su questa cosa. Abita qui in zona? Sì, vicino alla stazione. Ha visto comunque dei miglioramenti in questi ultimi 2 mesi di zona rossa? Più gente, più polizia, più controlli? Ma in linea di massima mi sembra abbastanza costante la situazione. Secondo lei la zona meriterebbe più attenzione? Ma in generale sì, diciamo che Treviso confrontato con la città di 10-15 anni fa è sicuramente un po' meno tranquilla. Una delle zone certamente più osservate è stata via Fiumicelli e il relativo supermercato, dove la percezione di miglioramento è arrivata netta. Ha visto comunque più controlli, più polizia, si è sentita più sicura? Sì, no, generalmente sì, è un posto abbastanza sicuro qua in giro. Non ho incontrato mai situazioni particolari, sì. Lei ha sempre girato di giorno? Sì, anche di sera. Quindi potrebbe dire che la zona rossa ha funzionato? Sì, direi di sì. E prima della zona rossa com'era? Guardi, io sto qua da poco, quindi quando sono arrivata c'era già, quindi non so dirle. Quindi bisognerebbe rifarla? Sì, penso di sì. Esperimento riuscito e da rifare dunque, magari con l'estensione alla zona di via Venier dove si trova il Parc dal Negro o magari ad altre zone calde della città, ma questo sarà oggetto di valutazione a settembre con la ripresa delle scuole da parte di questore, prefetto e amministrazione. Ed è una sorta di esame di coscienza, quello affidato ai social da Don Giovanni Kirchner dopo la morte di Dupinder Jit Singh, il 37enne di origini indiane deceduto al Cafoncello dopo 10 giorni di agonia. Tra le ipotesi c'è quella di un violento pestaggio al parco di Santa Maria del Sile. Il sacerdote scrive di una sconfitta collettiva. Avremmo dovuto essere noi la sua rete sociale, noi come parrocchia, quartiere e associazioni. Non siamo stati capaci di volergli bene, il messaggio di Don Giovanni. Sul fronte delle indagini invece decisiva potrebbe rivelarsi la testimonianza di un 50enne che si è presentato spontaneamente agli investigatori raccontando l'aggressione. Nei prossimi giorni sul corpo del 37enne di origini indiane sarà effettuata un'autopsia.
Voltiamo decisamente pagine, parliamo della festa del Redentore che Antenna 3 vi ha mostrato ieri sera in diretta, uno spettacolo straordinario. È stata l'edizione 450, la prima con la fascia tricolore per Simone Venturini, che dice: dobbiamo aprire Venezia al mondo, dobbiamo aprirla ancora di più. Queste le sue parole da Palazzo Ducale. Venezia ha delle sfide grandi davanti, la sua manutenzione, il suo futuro lavorativo, l'attrazione di investimenti, e pensare di fare un discorso solo limitato, no, ai confini veneziani rischia di essere anacronistico. Purtroppo non siamo più la Repubblica serenissima di allora con dei confini molto estesi. Dobbiamo cercare amici, alleati, investitori, possibili anche appunto partner dal punto di vista industriale e economico, ovviamente fuori dai confini della nostra città, e quindi lavorare molto col governo nazionale, con Roma, lavorare molto con Bruxelles e con l'Europa, ma ancora di più lavorare col mondo. Nella sera in cui proprio il mondo guarda ancora una volta Venezia con occhi quanto mai ammirati dal primo cittadino, l'appello è quello ad aprirsi sempre di più. Venezia è una città che vive storicamente di relazioni. Quindi con le grandi potenze economiche, oggi non a caso ci sono anche l'ambasciatore americano e l'ambasciatore inglese. E sullo scenario internazionale Venezia resta forte della sua identità. Il Redentore fa parte del DNA della laguna, una festa destinata a rimanere nel tempo. C'è il tema di mantenere quell'impostazione data dopo il Covid, in cui abbiamo contingentato gli accessi, in cui abbiamo previsto anche per ragioni di sicurezza, perché dopo i fatti di Torino di ormai 10 anni fa tutto è cambiato nel mondo degli eventi, e ovviamente per autorizzare questo tipo di manifestazioni e di iniziative bisogna assolutamente avere tutti i dispositivi di sicurezza. Sicurezza che è stata garantita a pieno nonostante i flussi record. Enorme lo sforzo organizzativo. Abbiamo registrato 3.900 barche che corrispondono circa a una stima di 28.000 persone, è una stima abbastanza accurata perché gli armatori, i comandanti dichiaravano il numero di persone a bordo. A queste si aggiungono circa 42.000 persone lungo le rive. Festa del Redentore numero 450, un traguardo di comunità. Per Simone Venturini, la prima con la fascia tricolore, queste le sue emozioni. Arrivati dopo il ponte votivo in cima alle scalinate del Redentore col Patriarca, guardando appunto la fondamenta delle zattere, guardando Punta della Dogana, ecco, e ovviamente San Marco, è stato un momento bello, insomma, il tramonto, la preghiera, il discorso del Patriarca, il rivolgersi alla città, e quindi sentire anche il peso della responsabilità e il peso della storia. Quest'anno celebriamo i 450 anni dal Redentore. Festa di tutti e per tutti, un grande successo anche per la nostra emittente, oltre 500.000 di telespettatori, per la precisione oltre 550.000. Dai, salutate Antenna! Dai ragazzi! Grazie! Cioè, cosa significa per voi il Redentore? È un bel festone da sempre. Tutti di Venezia? No, adesso abbiamo anche degli outsider, però gli facciamo conoscere un po' di... Abbiamo Padova, abbiamo Rimini, abbiamo Benevento. Una festa di tutti e per tutti, quella del Redentore, per la prima volta sbarcata in diretta anche sulla nostra emittente con ascolti record. A partire dalle 20:10 la trasmissione condotta in studio dal vice direttore Ferdinando Avarino è stata vista da oltre 550.000 telespettatori. In 350.000, stando ai dati certificati Auditel, hanno seguito lo spettacolo dei fuochi alle 23:30. Ascolti che segnano l'ennesimo successo per Antenna 3 e il gruppo Media Nord-Est.
550.000 telespettatori hanno potuto così godere di uno spettacolo unico al mondo che grazie ad Antenna 3 ha raggiunto una platea ancora più ampia, la meraviglia dei fuochi, una tradizione che si rinnova tra cielo e laguna, con Venezia e i veneziani assoluti protagonisti. Giornalisti e tecnici del nostro gruppo hanno dato voce al loro entusiasmo. Ferdinando, il comandante si tuffa per noi per evitare abbordaggi complicati. Sì, tuffato. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Giosuè. Allora, festa hawaiana direi. Eh sì, siamo in tema fiori hawaiani, festa tropicale. Cavalchiamo l'onda di calore che è arrivata quest'estate, molto presto. Grazie. Come ti chiami tu? Giosuè. Viva Giosuè, viva la festa hawaiana! Non solo prosecco. Non solo prosecco, cosa si è mangiato a bordo? A bordo, ma soppressa di casa. Pizzette fatte in casa, tramezzini, pasta fredda. Meno tipico, più pratico per la serata. Molto bene, mentre qua si versa il prosecco, intervistiamo questa ragazza. Ciao, ti chiami? Io mi chiamo Diletta e stasera sono una sirena. Sei una sirena? Molto bene. Di Venezia. La sirena di Venezia. Sì. Tra sirene e capitani, l'energia della laguna ha conquistato il nord-est con Antenna 3 sempre presente. La pagina dell'economia con il caso Electrolux, parla Maurizio Castro, manager di primo piano del gruppo tra gli anni 80 e gli anni 2000. C'è in corso, dice, un piano di uccisione industriale, le sue parole durissime, ma una soluzione alla crisi c'è, si chiama Public Company, una cordata pubblico-privata. È una scelta deliberata e codarda di uccisione industriale della presenza in Italia del bianco, perché quel piano è un piano funzionale solo a definitivamente chiudere le fabbriche italiane. È un giudizio netto, implacabile quello di Maurizio Castro, ma soprattutto autorevole, visto che a formularlo è chi per quasi 2 decenni, tra la fine degli anni 80 e i primi 2000, è stato tra i massimi dirigenti del gruppo Electrolux in Italia e nel mondo, ma l'Electrolux di ieri non è quella di oggi. Electrolux ha trasformato la propria natura, passando da gruppo autenticamente e dispiegatamente industriale a un gruppo invece ossessivamente finanziario. Da qui una serie di errori di posizionamento e uso dei marchi che ha portato al piano shock attualmente congelato da 1700 esuberi, oltre 300 solo per Susegana, non un processo ineludibile per il manager trevigiano che in termini operativi suggerisce una strada, quella della Public Company, una compagine pubblico-privata fatta di produttori, fornitori e soggetti come Invitalia. Una cordata con la logica della coalizione di scopo. Si chiama Special Purpose Vehicle, si costituiscono società il cui scopo è quello di rilevare un settore strategico, di gestirlo il numero di anni, 5, 7, 10, che serve a restituirlo alla pienezza della sua capacità competitiva per poi ricollocarlo sul mercato, avendo evidentemente attenzione che nel frattempo siano soggetti affini a poterlo intercettare e gestire. I cinesi sono affini? No, assolutamente no. Assolutamente no. Il riferimento tutt'altro che velato è ai cinesi di Midea, nome circolato più volte, ma per Castro la filiera del bianco non deve commettere gli stessi errori dell'automotive. Dovendo andare sull'esotico, molto meglio i coreani di Samsung, ma io credo che esista la possibilità di trovare delle soluzioni europee ed italiane. Lo stesso Castro, in qualità di commissario straordinario, ha gestito tra le altre le crisi di Wambao ACC in Valbelluna e della Speedline di Santa Maria di Sala. Alla domanda se si possa pensare a un suo coinvolgimento, magari di fronte a una richiesta specifica dell'esecutivo, non si sottrae. Io rispondo sempre sì quando il governo chiama, e qualunque governo chiama, per il senso istituzionale del dovere che ho. Ma esistono manager ancora in attività di matrice Electrolux con competenze tecniche formidabili. Questa straordinaria scuola ha generato talenti manageriali che sono ancora disponibili sul territorio e sarebbero prontissimi gratuitamente a farsi mobilitare per salvare il mito della loro giovinezza. Direbbe di sì, più con la testa o più con il cuore? I business che funzionano davvero sono quelli che sono fatti con la passione, quelli scelti come fa un fondo di private equity con gelidi algoritmi normalmente danno ben pochi risultati.
pronto a portarvi a Cessalto per una storia davvero paradossale, ma lo farò subito dopo la pubblicità, fra poco.